Nella penombra della scena, la sveglia suona come sempre. L'attore ha un sobbalzo. Non ha bisogno di vedersi. Sa già dov'è la suoneria che deve arrestare. Leggi antichissime regolano minutamente i suoi gesti. La sedia è 80 centimetri. Mezzo giro a destra, 2 passi avanti. Ogni secondo si stampa uguale, perfetto, senza sbavature. Tra pochissimo anche gli altri personaggi prenderanno posto, senza intaccare minimamente l'ordine prestabilito. Lui lo sa benissimo. Il meccanismo regolato e perfettamente oleato della sua vita non muta. Non riesco neanche a fare l'amore, non ho più la fantasia, con tutto quello che c'ho d'intorno non è colpa mia, è solo un fatto esterno. Non riesco neanche a muovere un dito, non si può fare più niente. Sono tutto compresso, attorcigliato, sono quasi impotente. E pensare che io fosse per me chissà come sale, con la voglia di amare, col potenziale erotico che avrei. Non mi sono mai espresso, non ho mai avuto donne innamorate. Chissà nel socialismo che scopate.